Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione del mattino di linea diretta per fare il punto della situazione per quanto riguarda il maltempo. Primo collegamento di quest'oggi, perché ne avremo altri nel corso della giornata, con il sindaco di Forni di Sopra, Marco Lenna, per quanto riguarda un po' l'epicentro, possiamo dire così, sindaco, di questa ultima ondata di perturbazione artica in Friuli Venezia Giulia. Si dice che la neve è una manna soprattutto per gli operatori invernali, ma in una situazione un po' particolare come ci troviamo non è proprio così, no? Purtroppo direi che le tue parole sono vere, anche perché si pensava di riuscire a aprire il 7, invece giungono voci discordanti che il 7 non si riaprirà, e quest'anno tutto questo oro bianco andrà nelle nostre mete turistiche sprecato, utilizzato veramente in minima parte, se non per il fondo, le ciaspe e le risalite con gli sci d'alpinismo, ma veramente siamo un po' demoralizzati e abbattuti, a dire la verità, ecco. Ecco, vi manderemo delle immagini che sono giunte nella giornata di ieri, che abbiamo già riproposto nei notiziari, ma sono ulteriori immagini di copertura tanto per darvi l'idea di quello che è accaduto, no? Perché come ha detto lei, tutto questo oro bianco, perché l'oro bianco per la montagna occidentale, da una parte, diciamo così, va a fare cumulo per quanto riguarda le risorse estive da utilizzare per l'irrigazione o per, diciamo, per dar da bere agli animali e via dicendo, dall'altra purtroppo non può essere utilizzato causa il Covid, oppure sarà utilizzato proprio in una minima parte perché non ci saranno i turisti che potranno approfittare sia durante le feste natalizie sia durante le settimane bianche, che potranno utilizzare insomma, la neve per sciare e via dicendo. Ahimè sì, perché ci troviamo in una situazione in cui per una volta ogni tanto non utilizzeremo più le fonti idriche di accumulo, quindi i laghetti per fare neve. Ne avevamo in sovrabbondanza, abbiamo un manto nevoso che supera in alcuni punti 2,50 m, 2,70 m in quota, in paese siamo intorno a 1,20 m, 1,30 m, quindi direi che sarebbe stata una stagione veramente da urlo a 360 gradi per utilizzare qualsiasi cosa, dagli impianti di risalita, come si diceva prima, alla parte più wild, più selvaggia, quindi ciaspe, risalite con gli sci da alpinismo o il fondo. Purtroppo ci troviamo adesso in questa situazione in cui siamo fermi, siamo completamente fermi, se non qualche squadra che è venuta in ritiro come lo permette il DPCM, ma veramente al minimi. Certo. Senta, per quanto riguarda invece i disagi provocati dalla fitta nevicata, abbiamo letto di blackout, interventi. Rispetto al weekend dell'8 dicembre è stato più contenuto il disagio oppure siamo sugli stessi livelli? No, assolutamente è stato più contenuto, al di là della viabilità, anche in questi momenti dove troviamo queste nevicate così copiose e così abbondanti, diventa un po' difficile, però sappiamo tutti che in questi momenti bisogna muoversi il meno possibile con le macchine, quindi noi ci trovavamo sostanzialmente due carreggiate, una carreggiata sola di scorrimento, però oggettivamente non abbiamo avuto né blackout dal punto di vista energetico, né rotture di acquedotti, né tantomeno le comunicazioni, che hanno visto solo uno sporadico episodio, ma veramente momentaneo, ma niente di che. Per fortuna in questo momento qua siamo riusciti a tenere in piedi tutto il sistema. Ecco, possiamo dire che eravate preparati, come sempre, chiaramente, perché sappiamo che il Friuli Venezia Giulia davanti davanti alle emergenze, quando la natura chiama, noi rispondiamo, no? In un certo senso. Ecco, rispetto all'ultima volta, diciamo, il maltempo ha colpito un po' random, in un certo senso. Magari in zone dove la scorsa volta ha risparmiato, questa volta ha colpito più da una parte rispetto all'altra. Sì, diciamo che noi abbiamo avuto 2 o 3 piccoli interventi di taglio piante, ma quelle purtroppo dissestate ancora dal tifone Vaia, e
pericolose, pericolanti, e quindi quelle sono state tagliate immediatamente. Poi abbiamo avuto una piccola frana dal punto di vista di accumulo di neve sulla statale, ma prontamente l'impresa appaltatrice della strada FVG è intervenuta immediatamente, l'impresa Colle l'ha pulita in brevissimo tempo e non ha neanche creato disagi alla circolazione. Quindi sono stati anche bravi nel lavorare in maniera veloce con i mezzi immediatamente, e quindi va applauso anche a loro, che è un'impresa, insomma, che si è sempre dedicata al territorio della montagna e della Val Tagliamento in particolare, con le proprie risorse per poter intervenire immediatamente. Poi oggi per fortuna abbiamo un supporto della Protezione Civile per poter portare via gli eccessivi accumuli di neve, soprattutto nelle zone di parcheggio. Questo è fondamentale, va il mio ringraziamento a Riccardi e a tutto lo staff della Protezione Civile, perché si sono subito prodigati, hanno mandato su subito i camion per portare via di nuovo l'eccesso di neve che abbiamo, perché tra quella che era accumulata prima, tra quella che è venuta oggi, ci troviamo con 1,40 m di neve in paese, quindi dovete capire anche voi i disagi che ci sono. Quindi avremo una giornata oggi, probabilmente a mezza della prossima, per riuscire a liberare tutte le aree di sosta, e quindi dopo interverremo con i manutentori comunali per la pulizia più precisina all'interno delle vie comunali, le parti più strette. Sembra che però abbiano messo un'altra allerta meteo, adesso spero che vedremo l'evolversi delle prossime ore, per sabato e domenica prossimi, dove dovrebbe esserci un'altra caduta di un altri 50-70 centimetri di neve al suolo. Vediamo com'è l'evoluzione nelle prossime ore e speriamo bene. Senta, per quanto riguarda invece gli spostamenti in loco, cioè dei proprietari delle cosiddette seconde case nel suo comune, ha visto un certo movimento tra la zona gialla, quando è passata poi rossa, adesso siamo in arancione in attesa della nuova ondata di zona rossa? Beh, allora in zona rossa gli spostamenti non ci sono stati, devo dire che i cittadini sono stati coscienziosi, anche i cittadini delle seconde case fornesi sono arrivati o in zona gialla e quindi non si sono più mossi, e devo dire che sono stati veramente rispettosi delle regole. E devo dire che il mio paese adesso ha, direi, quasi il 95% delle seconde case aperte con gente all'interno, quindi tenete Chiaro. conto che un paese di 1000 abitanti come il mio adesso si trova ad averne circa 3000, 3500 stimati, ecco, questa è la stima. E quindi adesso penso che in queste zone arancioni che ci saranno in questi 2 giorni andremo quasi all'overflow del sistema paese, insomma. Per noi è una Certo. fortuna, perché oggettivamente avere seconde case e comunque avere non solo il turismo alberghiero, ma anche il turismo dato da chi ha una seconda casa, ci permette di ammortizzare un sistema commerciale difficile che è messo veramente in ginocchio in questo momento. Chiaro. Insomma, tutte un po' le cose, tutti i nodi purtroppo si dice vengono al pettine, no? Tra la pandemia, tra il maltempo, insomma, il gioco forza bisogna sempre stare con i radar e i monitor accesi e puntati in caso di emergenza, no? Questa è la cosa importante. Però quello che conta, signor Sindaco, da sottolineare, un po' come l'abbiamo già detto anche con i suoi colleghi delle altre zone della Carnia, del Friuli, Venezia Giulia in generale, che se l'emergenza chiama, le squadre operative rispondono subito, insomma in breve tempo siete già sul posto, questa è una cosa importante da sottolineare. Ma quello fuori discussione, come torno a dire, la protezione civile anche con l'assessore Riccardi è puntuale, precisa e millimetrica, nel senso che gli operativi sono subito sul posto e subito siamo in operatività al 100% su ogni cosa. Devo dire che purtroppo l'unica cosa che dobbiamo fare un piccolo appello, insomma, alla popolazione, di portare un po' di pazienza se ci sono dei momenti di difficoltà, ma che sono dettati da una situazione di brutto tempo. Non è che
purtroppo abbiamo una bacchetta magica che nel giro di pochi minuti riusciamo a risolvere tutto. È che oggi forse siamo abituati a avere tutto subito e forse la natura spesso deve avere i suoi tempi di reazione e i suoi tempi di sfogo, quindi dobbiamo avere pazienza. Bene, io ringrazio il sindaco di Forni di Sopra, Marco Lenna, per la partecipazione, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto. Vi diamo appuntamento per quanto riguarda infofriulitv.net più tardi, intorno alle 13, 13:30, per le news, le notizie, le ultimissime accadute in Friuli Venezia Giulia, e poi nel corso della giornata per un altro live per capire cosa accade nella nostra amata e bella regione chiamata Friuli Venezia Giulia, senza trattino, la cosa importante. Grazie ancora, buona giornata anche a lei, signor Sindaco, perché immagino che comunque dovrà stare in campana per seguire, insomma, l'evolversi, come ha detto lei, della situazione e intervenire negli ultimi residui per dare il servizio completo, insomma, ai suoi cittadini, perché troverà sempre quello che, come ha detto lei, si lamenterà per il fatto che siete venuti prima da lui e non da me, ecco, o viceversa. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi e auguri. Alla prossima. Alla prossima.